Non domandare dove la corsa di quest'acqua porti la nostra fragile barca, perché il dolore perda le nostre tracce. Non cercar scopo alcuno nel tuo viaggio, chiudi gli occhi. Le cose sono dovunque le stesse, ed in te stesso nulla vedi meglio del buio. Lontano sì risuona un canto, forse di bramini, forse di paria, ma che importa? Nessuna voce al mondo vale il fluido silenzio di queste acque, che così dolcemente ci conduce e così dolcemente ci travolge. La tentazione del nulla. Anch'io sono stata tentata. Il bene uguale al male, il sì uguale al no, l'indeterminazione dei valori, la negazione della storia. C'è voluto l'8 settembre per risvegliarmi. Così semplice era tutto. Chiudere gli occhi e guardare. Mi sono risvegliata alla storia e alla responsabilità che ognuno di noi ha nella storia. Dalla betulla si affonde oscurità, oscurità. Nel cielo e sulla terra. Forse la sera è rimasta tutto il giorno nascosta per sfuggire alla luce, aprendo gli occhi invano a vedere se stessa. Spaurita e percossa da un rombo sconosciuto, la voce del fiume. O il vento tra le montagne, o la voce del fiume, o il suo cuore. O il suo cuore. Ma a poco ciò che si ignora non fa più male. Così semplice era tutto. Chiudere gli occhi e guardare.
il tempo che lacerava il suo cuore è ora un immobile sogno e ha un attimo solo. Ma quello che volevo dirvi è che ho aperto la bocca per ringraziare e subito me la richiude il monito di Goethe, il quale dice: tu, poeta, lavora e non parlare, tu, poeta, lavora e non parlare. Che sembra una contraddizione in termini, perché a cosa? E con che cosa lavora il poeta? Con la parola. E il verbo equivalente qual è? Parlare. E allora, cosa vuol dire? Ha usato il verbo in due significati. Quello che disse San Pietro a Gesù, cito il Vangelo anch'io, quando Gesù aveva preannunciato l'istituzione dell'Eucarestia. Molti si scandalizzarono, ma che linguaggio è questo? Allora Gesù capì lo smarrimento, si volta verso Pietro e dice: volete andarvene anche voi? Andate, liberi siete, andate. E lui: maestro, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Ecco cos'è l'arte, dire parole di vita eterna. Tu, poeta, lavora e non parlare. Tu, poeta, lavora e non parlare. Di mio, non c'è niente, io non c'entro. So che tutte le volte che scrivevo qualcosa io piangevo. Di mio, non c'è niente. Io non rileggo nulla, ma ogni mio testo ha più stesure, fino a 9 volte. L'elaborazione è lunga, faticosa, nauseante. Però l'ispirazione è un'altra cosa, è momentanea, fulminea, poi l'elaborazione è lunga. Quando scrissi Morte di Adamo, il primo racconto, ero in sala seduta a terra su una stuoia indiana. Alla radio suonava musica ungherese, zigana. All'improvviso mi sembrò che una voce mi dettasse l'incipit del romanzo. Quando venne il suo giorno, dopo 930 anni di vita, Adamo ritornò alla terra. Poi fu come se la musica sparisse del tutto e cominciai a scrivere. Quando venne il suo giorno, dopo 930 anni di vita, Adamo ritornò alla terra. Quando venne il suo giorno, dopo 930 anni di vita, Adamo ritornò alla terra. Quando venne il suo giorno. Fuori della tenda, dove egli giaceva ad occhi chiusi, c'erano Set, benedetto da lui quasi suo primogenito, Enos, primogenito di Set, Cainan di Enos, Malaleel di Cainan, Jared di Malaleel, Enoch di Jared, Matusala di Enoch, Lamech di Matusala, Noè di Lamech.
Questi erano i primogeniti fino alla 9ª generazione. Set aveva 800 anni e Noè, il Consolatore, era bambino appena nato. C'erano poi le donne, i figli dei figli e le loro greggi, una moltitudine buia che ondeggiava e brusiva come fa l'erba dei pascoli quando le nere mandre del cielo strisciano in corsa sull'altopiano con immenso muggito. Dentro la tenda, accanto a Adamo, c'era Eva. E dentro Adamo, Dio gridava: dove sei? E Adamo cercava di nascondersi perché era nudo e insanguinato, ma ovunque egli si muovesse nella profonda oscurità urtava contro un corpo che versava sangue, ed egli sapeva che quello era il corpo di Abele. La testa ancora infantile e tiepida, i lunghi capelli che ora gli si attinghiavano alle mani tremanti e non lo lasciavano andare, incatenato, pieno d'affanno, giaceva accanto al figlio. E lo Spirito di Dio passava su di lui come una grande tempesta. Chi ha fatto questo? Gridava lo Spirito dai suoi nembi. Dio e Adamo sapevano chi aveva ucciso Abele, ma la bocca di Adamo era chiusa alla verità e Dio voleva aprirla. Allora cominciò la lotta di Dio con Adamo. Dio disse: ecco, costui ha detto, voglio essere Dio, è nudo al mio cospetto, è bagnato di sangue, che grida vendetta fino a me. Ora, in verità, Adamo è simile a Dio. Ma Adamo taceva, comprimendo nell'animo la paura. Un freddo sudore lo copriva, mescolandosi con il sangue. Dio disse: perché tremi, Adamo, che sei simile a Dio? Non tremo, rispose Adamo, mentre i denti battevano duramente nella sua bocca. Alzati dunque, disse Dio, comprimendo lo sdegno nel cuore, perché non conviene al vero Dio star prostrato ai miei piedi. Adamo tentò sollevarsi con tutto il suo sforzo, ma ricadde battendo il capo contro il petto di Abele e il delicato petto tremò sotto la sua guancia. Tristi lacrime allora caddero dagli occhi del padre nel sangue che il figlio continuava a versare dalla gola forata. Dio guardò Adamo: vedo le tue lacrime, disse, miste al sangue di tuo figlio. Non una lacrima è perduta per me, non una goccia di sangue. Io voglio rendere giustizia del sangue e delle lacrime fino a quando, Adamo, lotterai contro di me perché non renda giustizia. Non una lacrima è perduta per me, non una goccia di sangue. Adamo taceva, ma il suo cuore era un mare di angoscia che urlava dalle sue profondità fino a Dio. Allora lo Spirito di Dio si turbò: tu sei l'opera delle mie mani, ed ecco mi stai davanti come polvere, sangue e pianto. Sento il tuo cuore che grida fino a me. Perché mi hai creato? Chiese Adamo in mezzo al suo pianto. Lo Spirito di Dio riguardò in se stesso e disse: io volevo contemplarmi nell'opera delle mie mani. Ho creato il cielo e la terra, il fuoco e le acque, ma in te ho posto il soffio della mia bocca. In te ho posto il soffio della mia bocca. Ho esultato nella vastità del tuo cuore. Io venivo a parlare con te solo in tutto l'universo. Tu solo, Adamo, eri la mia somiglianza. Tu mi hai tentato. Tu, prima che la donna e il serpente.
Perché mi hai tentato? Adamo, gridò Dio, io volevo il tuo spirito in ogni momento dei tempi. Non l'ho preso io, tuo Dio, volevo che tu me lo dessi in ogni momento dei tempi. Tutte le volte che scrivevo qualcosa, piangevo, tutto così. Di mio non c'è nulla. Quando sento dire autore, autore, lo ripeto 100 volte. Io sono solo un amanuense, sono uno scrivano. Lessi il racconto a mio padre, non resistetti e dissi: papà, senti cosa mi è capitato. Lui ascoltò. Lì per lì non disse niente. Poi fece: povera figlia. E dette così il suo Fiat a una dura strada. Si rassegnò e non mi ostacolò mai più. Però diceva: figlia mia, affrettati finché c'è tuo padre, ti dà da mangiare. Poi lui, oltre a questo grande dono come padre, mi ha dato allo stesso tempo una grande lezione: non farmi vedere una strada di soddisfazione, di pene, di sacrifici. Non me lo ha nascosto e io non ho avuto delle vanità. Anche il mio antifascismo di allora, quando non volli fare elettoriali, siccome venivo precettata dai fascisti, dissi: papà, io non li faccio. Lui rispose: ti sei fatta i conti in tasca, cioè te la senti di affrontare tutto questo? Bisogna accettare la propria vocazione ed essere pronti a tutto. La libertà. Il 30 maggio dell'anno 1431, nella piazza del mercato a Rouen, venne bruciata come eretica, strega e recidiva Giovanna d'Arco, detta la Pulzella d'Orléans. Secondo una versione borgognona degli avvenimenti, non Giovanna, ma un'altra donna, sotto il nome di lei, venne bruciata quel giorno a Rouen. E sempre secondo dicerie di parte nemica, Giovanna in seguito si sposò e visse una normale e oscura vita di coniugata. Tale versione mi ha offerto lo spunto di una riflessione. Se la santità sia necessariamente collegata, come nel caso di Giovanna, al martirio, e in via generale se il martirio sia necessariamente un fatto violento ed eccezionale, o non possa anche consumarsi come una piccola morte, una piccola lunga morte, quale anche noi, ognuno nella sua condizione, nella irripetibilità delle esperienze e della sofferenza, siamo normalmente chiamati a morire. Fermati lì, non t'accostare, vigliacca, me la paghi? Slega, su, slega. Voltati. Venitela a guardare, la Santa Vergine Martire. Gli manca l'ali e vola. L'angiolessa, eccola lì. I piccioni di mia nonna, mi pare. Gli cavava gli occhi con le forcine dei capelli e loro lì come dei babbei, col sangue che gli colava. Tale e quale.
E smettila di guardarmi, santocca schifosa. Con chi te la sei fatta, eh? Dimmelo. Tutte le guardie me le sono passate io qua dentro, dal capo in testa fino all'ultimo sbirro. Ed eccola la giustizia. Mi ci mandano a me. Io ci vado sulle tue sporche fascine. Non è colpa mia. Io non sapevo niente. Me l'hanno detto adesso. Vorrei che non fosse vero, sull'anima mia è così, come ti dico. È così, è così. Di che mi credi? Va all'inferno e crepa, figlia di quella cagna vecchia. Non parlare così. Chi sei? Come ti chiami? E a te che importa? Voglio chiamarmi Latrina, se mi pare. Latrina, scolo, spazzatura, Oh, ma guarda che sguardo in faccia. Chi è stato? Eccola, quella che andava in giro col pennacchio e lo spadone, la mazzamondo braccio di ferro. Racconta che ti ha sfuggito la faccia, su. Io, Madama Latrina. O è stato qualche milord in qualche tensione a darmi pari? Puoi raccontarne una veglia, carina. Tu resti al mondo. Mangiare, bere. E io tra poco la carbonina per lo scaldino delle vecchie, ci resta di me sulla piazza. Allora dovevi capitarmi quando lavoravo di cera e di spilli. È vero questo, non scherzare. Facevi davvero le fatture? Anche di veleno lavoravo. Solo i primi tempi però, col veleno siamo tutti bravi, ma a spacciare la gente senza. Hai ucciso. Tu no, Mazzamondo. I nemici del mio paese, in guerra leale. I nemici del mio paese in guerra leale, ma sentitela come parla bene, la Mazzamondo braccio di ferro. Sentitela come parla bene, gli diresti amen, come i preti in chiesa, ma guardati intorno. Che nemici del tuo paese, che inglesi, francesi o borgognoni, sei tutto un carnaio. Smonta dal tuo cavallo di legno, entra nella prima casa che trovi, guarda dentro, senti che musica addossa, La nuora che rode la suocera la nuora, i mariti le mogli i mariti, i figli coi genitori, i servi coi padroni, tutti a scannarsi, a divorarsi tra loro, perché è così. Perché non si può stare sotto lo stesso tetto e sotto le stesse lenzuola e pelle, non odiare pelle, fiato, non odiare fiato. Così è sempre stato e così sarà, io lo so, io come è fatto questo mondo, la rabbia, lo schifo, l'odio che c'è nel mondo. Mi è passato tra le mani, tutti venivano da me a farsi fare la fattura. Mogli, ganzi, cornuti, comari che avevano litigato per un secchio d'acqua sporca e tutti a fabbricarsi morte, uno con l'altro. Io li ho aiutati tutti, ma più di tutti la morte. Nostra Signora dei Vermi, ecco chi ho servito. Oh, basta. Io il mondo l'ho maneggiato con queste mani, L'ho rifatto e rifatto, l'ho colto, l'ho rivoltato, ne facevo quello che volevo, non ce n'era una della mia stessa forza. Prima coi veleni, poi con la cera, gli spilli. Alla fine mi bastavano questi, gli occhi. Guardare uno qualunque che passa, guardarlo fisso e lui inciampa, cade. Ecco la prima prova. Poi impari a guardare un uomo anche a 1000 miglia da lontano, a seguirlo, non lasciarlo mai con la mente, con gli occhi della mente, stargli dietro mentre cammina, mentre è a casa seduto a mangiare, sì, a letto mentre dorme, e lui si sente qualche cosa addosso come una pietra che gli pesa, è come in gabbia, o in fondo a un pozzo, e lui chiama, e nessuno risponde, nessuno sente.
fine crepa. Sai quanti ne ho spediti così, anche senza ordinazione? Gratis ed amore. Ma perché? E perché devono restare al mondo? Perché devono passare per le strade, parlare, ridere, respirare? Anche tu respiravi. E chi ha chiesto di respirare, Io non ho chiesto di respirare. Io ci sputo sopra i respiri e i sospiri, tenete della stretta questa schifo di vita, perché io ci sputo sopra. Non dirlo, non dirlo. Eri malata, forse. Eri povera. Oh, sentitela. La pastura che puzza ancora di stagno. Tra cena sarai te chi ti ha messo al mondo. Sono nata in mezzo alle sete, io che ti credi. Mio padre teneva terre e castelli. Ma guardatela, la lorenese se l'è bevuta, testa di capra. Un mucchio di cenci e un carretto tirato da un asino. Ecco dove sono nata. Mio padre faceva il saltimbanco per le fiere, mia madre era scappata di casa per mettersi con lui. I suoi genitori, buoni cristiani, le mandarono la santa maledizione e lei piangeva. La suocera la chiamava bastarda, scopa di strada, e lei piangeva. E il marito andava per donne e lei piangeva. Io e i miei fratelli facevamo il chiasso e lei piangeva. Alla fine si impiccò. La sola cosa buona che abbia fatto in tutta la sua vita. Io ero una ragazzetta con le trecce lunghe, il petto che mi spuntava, leggevo la mano, ballavo, cantavo, passavo con il mio piattello e i soldi che potevo me li tenevo e nemmeno il bastone riusciva a farmeli sputare. Qui a Rouen, nella piazza dove oggi mi bruciano questi schifosi, ogni giorno si piantava un vecchio ben vestito, mi guardava di sotto mentre andavo sulla corda. Appena faceva buio mi veniva a cercare, le mani che gli tremavano, paonazzo, le vene gonfie da scoppiare, quel respiro da porco catarroso. Io gli dissi sempre di no. E alla fine, per la disperazione, dovette sposarmi. Era un vecchio, un notaio, un vedovo, con una casa in città e un'altra in campagna e 2 figli grandi. Da lui ho imparato parecchie cose del letto e parecchie della legge. E infatti ce ne hanno messo prima di intrappolarmi. Con lui non mi chiamavano più la zingara, ma quella santa d'una moglie. E quando fui santa abbastanza gli cucinai certe polpette. Mi aveva imbrogliato quel rospo bavoso, il testamento che avevo tra le mani non valeva un corno, tutto era stato già intestato ai suoi figli, che gliel'avevano messo come condizione fin dal principio se voleva sposarmi. A me volevano farla, poveri polli. Mi misi col grande, dopo un po' anche con il secondo. A fine che uno diventò amato lo rinchiusero, l'altro andò in guerra e ci ha crepato. Ma cosa ti credi? Non mi avrebbero mai arrostito, né oggi né mai, se non arrivavi tu e il tuo rogo all'ultima ora, e che ci voleva una della stessa taglia, su per giù, e che paresse giovane uguale. Quanti anni mi dai? Su! A farmi le scarpe è stato questo, la figura che ho e l'età che dimostro. Quanti anni su? Non lo so. Oh, tutti dicono 20, ma ho passato i 30. E tu quanti anni? Dico a te, lorenese. Oh, via, che mistero. 19, lo sappiamo tutti, Però qualche ruga sulla fronte ce l'hai, fatti vedere, Non sei mai stata con un uomo, è chiaro, non sei buona da uomini.
Ma nemmeno gli altri volevi che se la spassassero. Si dice che le baldracche le cacciavi a piattonate. Gli mettevi la cintura di castità ai tuoi soldati o cosa? Basta! Bestemmiare, no. Andare per donne nemmeno. Ah, un esercito di verginelli volevi tirarti su, eh? Da quei gran baldracchieri che erano, che sono e che saranno. Sfido che ti hanno rifilato agli inglesi, ma da dove vieni? Da che mondo? Ah. Ti ha mandato quello lassù, il celeste sposo. E tu saresti la sposa? Una delle spose del celeste amore. Basta, ho detto! Adesso sì! Eccola la santa, eh? Guardate la lorenese che voglia d'ammazzarmi, eh? Che voglia d'ammazzarmi, ammazzami su santa, ammazzami, hai proprio la faccia, gli occhi di quello lassù. Tu non lo nominare, credo. Chi te lo tocca, eh? Dico solo che gli assomigli, no? Non che io abbia avuto mai l'onore di conoscerlo, io non sono una delle sue comari. Mi basta guardare in faccia a te, sentire come mi storci le ossa. Eccolo! Eccolo, il grande, eccolo, il celeste sposo che vi cola da tutti i pori, eh? Guardatela. Peccato che non ti vedi allo specchio. Dio mio, Dio mio. L'hai nominato? Ah, tu sei degna. No, io no. Ma non è da me che devi conoscerlo. Questa non è la faccia di Dio, non è questa. Non sono i suoi occhi, non è il suo amore. Lui è amore vero, vero. Ma come no? È lì che mi aspetta per mandarmi all'inferno il tuo amore vero. No, non lo dire, non è così. Animuccia bella, ma cosa credi di dimostrare? Che il tuo Dio mi vuole bene? Me lo hai già dimostrato, eh? Ci riuscite meglio con gli schiaffi, voi cristiani, che con le lacrime, i baci, gli abbracci. Cosa ti importa di me? Lascia stare tutti i cristiani. Nessuno sa amare, solo lui. È lui che ti ama. A me? A me no. Sì. A me no, animuccia bella, a me no. Sì, e lo sai anche tu. Per questo parli così, per farlo soffrire. Perché soffre chi ama. E tu, apposta, freddamente. Sì, eh? Che se lo risparmi il suo gran soffrire per me, tale quale mia madre. Era una mocciosa e lei andava a piangere con le altre donne, a dire che ero cattiva e che dovevo finire male. Lo stesso quello lassù, eh? Lui sa tutto, no? E dunque non ero ancora nata e già lui piangeva, diceva tutti angeli santi che sarebbe nata una cattiva, ma tanto cattiva da dargli il crepacuore, perché già soffre chi ama. Quello mi ha sempre odiato, testa di capra, lo vuoi capire, sempre. Sei tu che ti odi, tu qui dentro. Può essere, sì. E con questo... Perché ti odi tu? Perché? Devi dirlo con la tua bocca. Indovina un po'. Adesso, per il male che hai fatto, ma prima. Tu hai cominciato presto a odiarti. Prima hai cominciato a odiarti, poi a far male alla gente. Sì. Perché? Perché questo? Perché ti odi? Mi odio perché mi odio. Sono come sono e crepo come crepo. Ci deve essere un inferno, sì. 100 anni, 1000 anni sono niente. Io fino alla fine dei secoli voglio odiarmi. Per l'eternità voglio odiarmi. Dillo un po', Prizzella, diglielo. Di adesso se il tuo Dio mi ama. Oh, quanto mi ama il tuo celeste amore. No, io non te lo dico. Io no, mi fai ribrezzo come parli, come ridi, tutto. Sull'anima mia vorrei soltanto non vederti, non averti mai vista. È lui che ti ama, lui che te lo dice. Affare suo, affare vostro. Intendetevela fra voi. Più quelli come te ama lui che quelli come me. Gelosa? Non lo so, non so niente. So che tu puoi dire tutto, fare tutto e lui ti ama. So che per una parola all'ultimo
respiro puoi salvarti. Lui non aspetta altro. E io, per una parola sola, per questo che dico adesso, io posso dannarmi. So che è venuto a cercare voi, la gente come te prima di tutto. Voi non ve ne curate e lui vi viene dietro come un ladro, come un mendicante. Ah, ma guarda un po'. Ma io i ladri, i mendicanti, io ho sempre buttato addosso i cani. Chi se lo immaginava che ogni pidocchioso pezzente, ogni pendaglio da forca può essere Dio mascherato e travestito? Non è vero. Cosa? Bella di sale? Cattiva cristiana. Oh, cattiva cristiana che io sono. Lui è entrato qua dentro. Veniva a morire per me, il mio buon Signore, e non l'ho riconosciuto. Gli ho detto quello che ho detto. L'ho colpito anche con questa mano. Che ti piglia? L'ho riconosciuto, non l'ho riconosciuto e lui si è lamentato per bocca tua. Sì, quando hai detto che in ognuno, in ogni più misero uomo, in ogni cencio d'uomo si può nascondere lui mascherato. Ah, no, finiscila, matta. Tienitelo per te, il tuo Dio, e non appiccicarlo addosso agli altri, capito? Tienitelo. Ah. S'era sbagliata, poverina. Oh. Non aveva riconosciuto il suo buon Signore. Guarda se lo riconosci adesso. Alla carezza pesante, vero? Il buon Signore celeste sposo. Piglia anche questo e poi mi baci la mano. Non lo fare per l'anima tua. Lascia l'anima mia, le corna mia, non hai niente da spartire, santocchia schifosa. Taci, stupida. Sì, invece, abbiamo la morte da spartire, tu e io. Tu pigli il mio posto, io il tuo. Un'altra morte, io, un'altra specie, tu non sai, non lo sa nessuno. Ma sia come Dio vuole. Non si tratta di me adesso. Sentimi bene, non c'è tempo. Tu vai davanti a Dio, ci vai oggi invece di domani, o di qui a un mese, a un anno, a 100. Dunque, t'hanno fatto un'ingiustizia. T'hanno rubato il tempo in più che ti spettava. E dunque, i pensieri buoni, le azioni buone che avresti potuto fare per pagarti i debiti con Dio. È questo che ti devi far valere, l'ingiustizia che t'hanno fatta. Diglielo, Signore, diglielo che anch'io con te ho la mia parte di ingiustizia. Perché al primo momento, quando mi ho detto che a Rogo non ci dovevo più andare, io dentro di me mi sono rallegrata. E che un altro potesse andarci per me non mi è passato per la mente. Io, la cristiana. O forse sì, ma non volevo domandare, non volevo sapere. Ma adesso lo so. Io so che tu muori, che avevi questo viso, che t'ho anche colpito forte con questa mano, e tutto quello che ho detto, tutto quello che ho provato, io lo so, non potrà più essere per me come prima di saperlo. Oh mio Dio, come farò io a vivere? Sempre in mezzo, lei, la mandata da Dio, la bella di Dio, lei, l'angiolessa, lei la gran capitana, lei l'avvocato sul trono dell'Altissimo, con una mano picchia e con l'altra ci tira in paradiso per i capelli. Salva l'anima a tutti quanti. Sì. La vuoi l'anima mia? Impiccati, fallita! Manca a finire sul rogo in piazza, sei stata buona! Come farò? Come vivrò? Piglia una corda e impiccati! Ma guardatela la lorenese, mazzamondo braccio di ferro, né morta né viva, né santa né diavola. Non hai concluso niente. Non sei niente. Ascolta bene quello che ti dico. C'hai paura, eh? Mi invidi e c'hai paura. Attenta bene. Te la facevi già sicura di finire sulla tua carretta, dritta in piedi, gli occhi al cielo, un'Ave Maria dietro l'altra. Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria, Ave
Maria, tutti a correre, tutti a gettarsi in ginocchio. Santa, santa, la santa morte di una monaca infulsata. E invece guarda un po', a finire sulla carretta ci monto io, coperta a mezza faccia, nessuno mi riconosce, tutti in ginocchio. Santa, santa, la santa che va a morire. E ora ti dico che cosa fa la santa, la morte che ti faccio fare. Ascolta bene. Bestemmiando dal primo momento che metto piede su quel carretto fino all'ultimo fiato che tira in mezzo al fuoco, le voglio sentire tutte quelle ruffiane, tutti questi porci di Rouen a dire e a gridare: ma era veramente una strega! Ammazzate la strega! Ammazzate la strega al fuoco! E viva il vescovo Cochon! Mio Dio, basta! Ma lui non ti ha fatto la grazia, quello lassù, di finire santa in bella vista sulla piazza di Rouen? No. L'ha fatta a me, quello laggiù. La santa morte di Giovanna Lorenese. Ah, falla Sant'Occhia, falla quanto vuoi per tutto il resto della tua vita. Prega, digiuna, quanto ti pare. Ormai sono io, Giovanna Lorenese. E sto laggiù, all'inferno. Io sono Giovanna d'Arco e Don Leon. Io la pulzella. Io la dannata. Sia pure, ma me la prendo io l'anima tua. Me la prendo io. Lasciami, matta. Taci, stupida. Chiudi la bocca e apri il cervello. Sono io che pago bene. No, il tuo padrone. Io che mi compro la tua anima. Ma cos'ha il tuo padrone? Che moneta? Cosa credi? Che questo sia il sangue? Le 2 gocce che mi hai fatto uscire coi tuoi graffi? Il sangue è quello che ho sudato dentro all'anima da quando mi sei venuta davanti a vomitare tutti i rospi che c'hai sullo stomaco. Eccola, la moneta, il sangue dell'anima. Non dire che non soffri. È bugia, soffri anche tu, come tutti al mondo. Però soffri male, con schifo. Non sai soffrire, a 30 anni o quanti ne hai ancora sei lì che non hai imparato niente. Non sei cresciuta, balli sempre sulla corda e dai spettacolo, a camminare sulla terra da cristiano, non sei capace parlare, non sei capace. Allora bestemmi come l'asino raglia, l'asino che tirava il tuo carretto. Disgraziata in mezzo a quei cenci, da piccola, tu così, per il mondo, ai 4 venti. Lo capisco questo, tu hai avuto paura, da piccola, hai avuto freddo, lasciami parlare. Anch'io, cosa credi? Ho avuto freddo e paura. Tante volte nella vita, anche adesso, sì, è vero, come dici tu, anche un figlio di re in mezzo a una corte ha freddo e paura e schifo, questo te lo dico io. Io non ho mai visto soldati coraggiosi, ho visto solo uomini che si facevano coraggio, quelli che se lo facevano. Siamo tutti uguali, impastati allo stesso modo, con la stessa farina, ma qualcuno rimane pasta cruda, fuoco non lo scalda e pane non diventa. Taci, ho detto, chiudi quella bocca. E muoviti, vieni fuori. Esci da dove sei, questa cosa che ti tiene, non so cosa.
quando portavo le pecore al mio paese c'era un prato d'erba grassa. Chi c'entrava era finita, animali e cristiani, è terra che sprofonda, ingoia tutto. Andavamo all'altopiano noi pastori, dove è sasso vivo, meglio. Quei pochi fili d'erba, meglio le spine sul sasso vivo. No, tutta quell'erba grassa, terra che sprofonda, eccola, la paura e lo schifo. Prima o poi tutti se la trovano davanti e per passare bisogna tutti trovarsi un'altra strada, arrampicarsi da qualche altra parte, con le mani e coi piedi. Ma tu sei rimasta ferma lì come una storpia. Alzati e cammina, figlia di Dio, cammina. Non avere paura, sono qui, pago io per te, ti copro io. Dio non ti troverà. Sangue da annegare il mondo. Oh mio Dio, come mi hai mangiata, fino all'osso, fino al midollo. Tutto mi hai tolto tu, anche il nome, anche la morte che era mia, l'anima mi restava. Di questa che ride, è questa che mi compro, ti metto il prezzo nelle mani. E se diverso non si può fare, dammelo a me l'inferno. Dio, Dio mio, dove sei? Vedi che piango sangue. Allora Dio e Adamo tacquero e il loro cuore era pieno di dolore. Ripensavano gli incantati giardini dell'Eden, ripensavano i loro colloqui. Adamo non ricordava più le parole, ma ancora sentiva come in sogno suonare alternamente le voci e silenzio all'intorno, freschezza e profumi notturni. Era deserto ormai il bel paradiso e inutilmente vi montavano la guardia angeli armati, perché né Adamo vi sarebbe tornato senza Dio, né Dio senza Adamo. Ma ormai essi erano nemici, legati l'un l'altro dalle necessità della motta. Anche se grande era la pietà nel cuore di Dio e grande il rimorso nel cuore di Adamo, lontani, lontani da loro i giardini dell'Eden, perduti e abbandonati. Tacevano, come se col silenzio Dio volesse vincere Adamo, e Adamo rispondeva a Dio col silenzio. Si udiva soltanto fluire il sangue di Abele dalla gola forata. Allora Adamo rivide Abele, come l'avevano visto i suoi occhi la notte che gli fu ucciso. Adamo rivide il volto di Caino e volle urlare, ma l'urlo gli restava nella gola. E il sangue di Abele lo investiva, simile a fiume impetuoso.
Così la bocca di Adamo si aprì alla verità e gridò: con la mano di Caino il mio peccato ha ucciso Abele, mio figlio. Io ho detto voglio essere Dio e tu mi hai schiacciato col tuo piede, hai affondato il mio capo nella terra che ha il sapore di morte. Ed ecco mi hai dato 2 figli. L'uno ha il volto del mio peccato e della mia umiliazione, nell'altro ti sei compiaciuto, hai raggiato dal suo volto, sicché io ho rivisto in lui la tua somiglianza e il mio cuore è andato in tumulto. Io non volevo uccidere Abele, ma Dio, perché sei tornato nel figlio dell'uomo. Lo spirito di Dio taceva sopra Adamo. Fino alla fine dei giorni sarò Caino e Abele, perseguiterò la tua somiglianza, gioirò dei tuoi ritorni in me, ucciderò e sarò ucciso nel tuo nome, sino alla fine, e non ho nessuna speranza. Adamo, ascolta ciò che dice il Signore. Dio dice: darò nelle tue mani mio figlio. In lui la mia somiglianza con te sarà rinnovata per sempre. Dio e Adamo in lui saranno uno solo. Tu l'ucciderai, nuovo Abele, servendoti dell'albero. Egli prenderà sopra di sé i tuoi peccati e in lui farò giustizia del pianto e del sangue. Mai ucciderò Dio, gridò Adamo. Ma lo spirito di Dio si allontanava come una grande tempesta. Una valigia di cuoio nero. Un autore non crea, un autore riceve l'ispirazione. L'ispirazione non se la dà a lui. La materia è storica, perché sono tutti fatti, purtroppo non tutti immaginari, che si riferiscono alla Seconda Guerra Mondiale, ma anche alla Prima Guerra Mondiale, perché una valigia di cuoio nero è scritta in prima persona da un uomo, da Kurt, che appartiene alla generazione della Prima Guerra Mondiale. Kurt, che ha partecipato anche lui di quella grande ubriacatura che ha portato poi l'Europa allo scannatoio reciproco e alle crisi che ne sono conseguite, perché anche il nazismo ha le radici, non ideologiche, perché le radici del nazismo sono tanto complesse. Il fatto che noi ignoriamo queste radici ci porta a sottovalutare la portata di quel fenomeno. Se non ci rendiamo conto di questo, saremo eternamente esposti a essere prole di Hitler. E lo siamo. Noi crediamo di esserne fuori, ma in certe cose abbiamo anche peggiorato. Abbiamo applicato tutto quello che è stato seminato nei seminari SS, che erano proprio i grandi conventi, i monasteri dove si formavano i monaci neri. Questi monaci erano i cultori della religione, del nulla. In questi monasteri, disseminati un po' qua, un po' là nella Germania, accorrevano i giovani selezionati che avevano la vocazione. In questo caso, Tico. Il personaggio di Tico non l'ho inventato io. Lì, in un nichilismo integrale, venivano educati scientificamente, ossia si studiava la vocazione di ognuno di loro. Se uno era votato per la biologia, gli veniva attrezzato un laboratorio. Uno il pianoforte, benissimo, il pianoforte, quello studiava il pianoforte. Un altro aveva la passione per la puericoltura, bene, gli veniva dato un bambinello da allevare. Quando questi avevano
ottenuto i migliori risultati e in botanica e in biologia, veniva dato l'ordine di distruggere il prodotto così ben allevato e confezionato. E così, a chi aveva allevato una bellissima pianta, segala e bruciala. A chi aveva allevato un bel bambino, ammazzalo. A chi aveva un bel pianoforte e suonava, distruggerlo. Educazione alla morte, perché è duro sacrificare la propria vita, ma è ancora più duro sacrificare la vita delle cose e delle persone che si amano. Prima, per essere un buon monaco di quest'ordine, io parlo di ordine delle SS, bisognava essere passati per questa porta stretta che è il dare morte alle cose che si amano, alle creature che si amano. Allora si è un monaco perfetto. E queste erano persone colte e raffinate, però di una spietatezza senza limiti. L'ho già detto, la figura di Tico non me la sono inventata, l'ho vista e mi ha terrorizzata. Camminavo a chiavari, il suo sguardo, il suo sorriso mi hanno terrorizzato. Aveva il teschio sul berretto, il simbolo delle SS Totenkopf. Camminava senza alcun fare militaresco, senza nessuna andatura marziale. Era raffinato, mellifluo, suadente. E poi il sorriso. Avvertii dentro di me la sensazione che lui mi dicesse: ci siamo sempre conosciuti. Ecco il diabolico che vuole spaventarci, dicendoci che gli apparteniamo, come dicesse: io ti prendo quando voglio. Ci conosce da sempre. Purtroppo il mio Tico è senza redenzione. Per quel che può dire un autore, il mio Tico mi appare senza redenzione possibile. Il mistero del male è insondabile. Caro Gunther, ti scrivo da questa che un tempo era la nostra camera di ragazzi, divenuta poi la camera, o dovrei dire la tana di Tico. Sul tuo letto di un tempo c'è la valigia di cuoio nero a cui ho fatto saltare la serratura un quarto d'ora fa, e sull'altro letto, il mio di allora, c'è a braccia spalancate, simile ad un uomo morto sulla spiaggia, la sua divisa nera, così come lui l'ha lasciata. E tutto intorno questo forte odore di cuoio che c'è da ieri pomeriggio, dal preciso momento in cui lui è arrivato. È ancora notte. Hanno telefonato pochi minuti fa dall'ospedale. Ultimata la lettera, mi siederò qui, su questa sedia, a questa scrivania. Aspetterò che lui ritorni. Appena Baba li aprirà, mi ucciderò con la sua rivoltella di ordinanza e posata qui alla mia destra, sulla scrivania, e qui, alla mia sinistra, c'è la cosa, l'oggetto la cui presenza mi suggerisce l'unica parola, la sola che io possa dire.
a mio figlio pagare al posto suo quantomeno. Il presentimento più terribile l'ebbi il giorno in cui, per assecondare un'improvvisa, strana come ci parve allora, impuntatura della mia Gerda, la mia povera Gerda, Tico fu battezzato. Io rimasi a casa, per coerenza, mentre tu stesso e tutti gli altri della famiglia, per convenienza, eravate al battesimo. Eravamo al solstizio di giugno. Tutta la casa, ricorderai, era piena di fiori. La nostra stanza specialmente, destinata ormai a Tico. Bocche di leone, di un color rosa carne tenerissimo. Come calamitata, la mia mano rifece il gioco che facevamo da bambini, aprire e chiudere le bocche, premendo con 2 dita il delicatissimo meccanismo vegetale. Intanto, Gunther, io non so come, non so perché, ma sentivo la mia anima farsi simile a un pozzo. E in questo pozzo montare acque nerissime di angoscia e di spavento. Ero quel pozzo, Gunther, e al tempo stesso ero colui che si protendeva, che si affacciava, si protendeva sempre di più per vederne il fondo e quale fosse l'animale morto che imputridiva tutta quell'acqua e la rendeva così simile all'acqua di una fogna. Non sapevo elaborare dei pensieri, ma sentivo dire da una specie di voce dentro: c'è qualcosa di morto, c'è qualcosa di morto là in fondo che puzza. Mi risvegliai da quella specie di allucinazione, chiamala fuoriuscita dalla realtà, o se credi come io credo, un'immersione, una discesa più profonda in essa, al di là delle mura del tempo. Io miserabilmente tremavo alla semplice idea di trovarlo sveglio. No, dormiva sul divano del salone d'ingresso. Era in veste da camera di seta nera, una specie di saio, sebbene un braccio dipendesse in direzione di una bottiglia dritta sul pavimento. Niente evocava in lui la debauche, semmai uno schifo quasi severo. Mi sentivo fissato da dietro le sue palpebre. Non avrebbe potuto fissarmi in modo più trafiggente ad occhi aperti. Che fa l'illustre professore con i piedi incollati sulla soglia? Non aveva riaperto gli occhi, né mosso le labbra, non osai muovermi. Nell'assurda speranza che avesse parlato tra la veglia e il sonno e si sarebbe riaddormentato. Restai così, non so per quanti minuti. Avevo la curiosa sensazione di tramutarmi lentamente in legno, che poco a poco si gonfiasse di non so che interno sudore e cominciasse a fendersi qua e là. Ma il mio sguardo si faceva più acuto. Riuscivo a scorgere benissimo lì, sulla guancia a sinistra, un segno verticale, cicatrice o ruga. Era un viso ferito. Quella smorfia di pelle presa e tirata da pinze non si sarebbe più cancellata. Era mio figlio. C'era sempre tra noi quell'unico momento di dolore sofferto insieme, i suoi occhi nei miei, quando, riferendosi a Nanette, aveva chiesto: parte, vero? Con voce opaca, e quel sorriso lacerato. Era mio figlio. Ero in un lago di sudore. Adagio mi sfilai la giacca. L'illustre professore è scappato di casa in giacca da camera. Oh, che sbadato tuo padre feci io. Ma tu, dormi o non dormi? E mi diede disgusto questa mia falsa disinvoltura. Deve sapere, illustre professore, che ciò che lei chiama dormire, essere svegli, per noi non ha più senso.
Quel che conta è vedere in ogni istante, e ovviamente in modo un po' diverso dal vostro vedere. Parlando così, in questa specie di trance, mi ricordava qualcosa che da bambino mi faceva paura ai fakiri del circo, in fase catatonica, forme di marmo orribilmente pallide, cui ponevano domande divertiti spettatori ed io non capivo di cosa ci si potesse divertire. Le forme di marmo rispondevano senza muovere labbra, con voce da altri luoghi. Scusa, riposa ancora un po', dico. Intanto mi affannavo, cercando di capire dove potessi rifugiarmi, decidendomi poi per la stanza di nostro padre. Già salivo le scale, disperatamente teso a non fare il minimo rumore, quando lui disse, con voce da altri luoghi, di aver tanto pregustato una soirée en famiglia. Apra la radio, per cortesia. Discesi uno a uno gli scalini già guadagnati. Attraversai il salone che mi parve infinito e accesi la radio. Zu haben und der dankbar, dass Sie uns so treu bleiben. Dankbar, keine Frage, ich bin so froh, hier zu sein. Ja, bei uns kann man immer noch in Berlin spielen und gut spielen, glaube ich. Wir sind sehr froh, wirklich, und hoffen bald wieder die Gelegenheit zu haben, Sie wieder zu begleiten. Das ist gerne, es ist fast eine Gewohnheit, hier für mich zu sein. Ja, Sie wissen, wie die Berliner auf Sie warten heute Abend. Die werden schon wieder sehen. Ich kann selbst fast nicht warten für heute Abend. Portato da una forza più grande del terrore, o che il terrore stesso mi spingesse verso di lui, andai. Mi curbai sul suo viso. Era la stessa sensazione di affacciarsi in un pozzo che provai il giorno del suo battesimo, mentre cercavo di scorgerne il fondo per vederne quale fosse l'animale morto che imputrediva di sé tutta quell'acqua. Aprì un momento gli occhi di Gerda, i due zaffiri cupi cui tuttavia intorbidiva qualcosa di lattiginoso, vagamente verdastro, da glaucoma. Che fa una visita oculistica. Serrò gli occhi immediatamente. Fece un cenno con la mano di sgombrare. Toglie l'aria, professore, il suo fiato sa di topi morti. Curioso, anch'io in quel giorno del suo battesimo, affacciandomi al pozzo del futuro, avevo avvertito fetore di animale morto, un topo, perché no? Ci sono. Come lei sa o dovrebbe sapere, signor professore, due diverse soluzioni del problema. Portare, caricarsi il mondo sulle spalle e giocarci a palla, voi che vivete di un cristianesimo ormai defunto. Continuate a mantenere un atteggiamento da portacroci, curvi, col capo reclinato, idealmente cinto di spine. A una certa età, con i relativi acciacchi e le inevitabili randellate raccolte nella vita, sembrate un po' tutti dei cristi imbronciati, come se diceste: voi state lì a guardare, ma provate a portarvi questo legno addosso. Rise piano. Certo, ci crepate sotto il legno prima o poi, martiri, senza religione, senza un minimo di serietà. Noi, invece, questa palla del mondo non poi tanto più grossa di una volgare mela o testa di bambino, ce l'hanno subito lanciata tra le mani con un unico imperativo: giocate! Al grande gioco siamo stati addestrati giorno per giorno, ora per ora, minuto per minuto. Sulla guancia sinistra la pelle gli si era stirata come presa e tirata da pinze, ma lui la nobilizzò, mi parve, con un certo sforzo. Dunque quel sorriso lacerato che io credevo divenuto in lui meccanico tic non più sofferto, in realtà era ancora spasimo cosciente, difficile da dominare.
Al tempo stesso, per la simultaneità nella nostra mente di molteplici pensieri, ricordavo che anche nostro padre parlava di un grande gioco, il grande gioco delle molecole. A Gunther, il tempo non esiste, è un tutto presente. Siediti, genitore venerando e Canuto. E mi indicò una poltrona. Ecco lì, sulla frao. Ci si sedeva gran mamma, ricordo, la sempre in lutto vostra madre, portatrice di croce naturalmente, ma con questo di apprezzabile che era un'aristocratica e che vi ha tenuti tutti sotto i piedi, a cominciare da vostro padre. Ho rivisto là nel portaombrelli il suo bastone col muso di levriero e il puntare d'argento. Scommetto, continuo a batterlo in terra e a ripetere: basta così! Con quella grinta. Ma chi la sente? Chi l'ha mai sentita in questa casa di piccoli borghesi? Solo la babba, forse, a quanto dice, di certo il qui presente nipote degenere, per la cui finale salvazione avrà certamente digiunato, pregato, fatto autoflagellazione e infine offerto la sua vita. Sì, trovai il coraggio di confermare. Non ho chiesto conferme. Che tu ne chieda o meno, lei è morta con il tuo nome sulle labbra. Soltanto il mio? Avrei dovuto dire anche di Nanette. Ma non gli risposi e fu vendetta cattiva, inutile, perché lui Nanette la vide tanto quanto la vidi io. Nanette col vestito bianco, un filo d'oro al polso, come al ballo sul prato ai Lecci quella sera. Le consiglio, professore, di rilassarsi meglio sulla poltrona, non è quella di un dentista, semmai il lettino di uno psichiatra, il quale, ad essere onesti, già conosce per suoi canali di informazioni, di solito precisi fino alla pedanteria, anche ciò che lei conosce, e sempre tacerà di certe fasi della sua vita proba in complesso, si rassicuri, proprio da professor bibliotecario. Sarebbe troppo facile spiegare le sue deviazioni come una rottura d'argini o come tardiva evasione da un perbenismo meramente formale. Propendo a credere che la sua sia stata una fuga dal dolore dei suoi molti dolori, ed in primis quelli che le procura questo figlio al prodigo e non pentito, momentaneamente riapprodato al tetto paterno. Veniva ora in sordina musica zigana, la follia degli ulini, l'indecifrabilità delle parole facevano un tutt'uno. Erano forse la natura stessa del mondo, cioè un impasto di follia e di indecifrabilità. Discutere con Tico sarebbe stato come intavolare una discussione con quei violini.
innocente io, la ragione, indecifrabile a se stessa. Tacendo, parve darmi agio, pormi queste inutilissime domande. Spegni pure la radio se ti turba. Disse civilmente, usò quel verbo in italiano. No! Perché dovrebbe disturbarmi? Non ho detto disturbare, ma turbare. Credo vi siano differenze nella lingua di Dante che vedi io coltivato. Noi, Bonepater, coltiviamo tutto per poterlo poi distruggere in maniera scientifica e non al modo alluvionale di un Gengis Khan, sapendo così l'idea dell'enorme distanza tra i due fenomeni. Da un lato il torrente che non può far altro che travolgere e sradicare tutto senza sapere nulla di leggi fisiche e relativi calcoli complicati, e dall'altra parte invece un vero e proprio discorso del metodo, destruendi metodus. Precisamente, Bonepater. E sulla tavola rasa seminerete il sale o costruirete qualcosa? Naturalmente, tu non sei un iniziato. Tranne pochissimi in Germania, che cosa siamo noi nessuno lo sa con precisione. Neanche l'uomo dei baffetti e del ciuffo di traverso, un feticcio per le masse, ci vuole. E allo scopo di umiliarle quanto più grottesco, tanto meglio. Ma ti par verosimile che noi andassimo a scegliere un simile campione della purezza della razza? Una idea così platonica della pura bellezza. C'è chi lo adora, c'è chi lo deride e lo detesta. C'è chi si fa abbracciare con esplosivo per saltare in un abbraccio mortale. Ma nessuno, quasi, intuisce che è soltanto una maschera carnevalesca, dietro la quale lavorano serene e indisturbate le nostre guide. Chiamale pure i nostri sublimi maestri perfetti. Se per te è più comprensibile un vecchio frasario, comunque a noi completamente allotorio ed estraneo. Solo essi sanno. Credi che io stia vaneggiando? Che mi aveva parlato di monaci soldati, grandi depositari dei segreti dell'ordine. Affatto, dico, tu sei una specie di alto cavaliere teutone, se così posso esprimermi, ma se perderete la vostra guerra santa, tutte le guerre sono di religione in un certo senso, non credi che il vostro lavoro andrà in fumo? In fumo? Bone et stultissime pater andrà, sta già andando il vostro mondo vuoto di Dio. Vincitori o vinti nel senso corrente della parola siamo noi, i veri signori dell'oggi e del domani. Noi abbiamo creato un'era nuova, che diremo del segno rovesciato. Addirittura sarà il deserto in senso fisiologico. Certamente. In gran parte anche dal punto di vista biochimico il pianeta sarà carbonizzato. I nostri studi sono già a buon punto e in via di pratica applicazione. Forse tanti ridono delle nostre mitiche armi segrete, ma dato e non concesso che esse ci vengano trafugate e usate dagli altri, da questi amici della libertà, Bonepater, quello che tu hai chiamato con precisione il fumo seguiterà il suo lavoro di impregnare la terra le coscienze, ricadendo magari in piogge avvelenate. Niente si salverà, né di fisico né di metafisico. Gli infelici superstiti delle razze inferiori saranno felici di invidiare i morti, soprattutto quelli che sono morti, i candidi, per un mondo migliore, perciò che essi chiamano la libertà. Gli aspetta il caos, il grande fumo, non la libertà. Servi in ogni condizione sociale, persa la propria identità, che proviene, tu me lo insegni, da una scala precisa di valori, si aggireranno nel grande fumo dubitando di tutto, tranne della loro disperazione di uomini senza scopo, disgregati come uomini e come individui. Oh, questi misconoscenti figli e nipotini di Hitler applicheranno alla cieca e fuori da ogni canone selettivo gli ordinamenti da noi codificati.
della formulazione della razza, sviluppando a loro modo studi e scoperte fatte in laboratorio dai nostri serissimi luminari, su centinaia, migliaia di cavi umani, fino a raggiungere l'ambita meta della clonazione. Per tua sfortuna, umanissime pater, conosci il greco e sai che il gentile fonema glados significa ramo, germoglio. E il verbo clonizzo significa faccio germogliare qualcosa non semplicemente simile, ma in tutto e per tutto uguale alla pianta genitrice, l'uomo in serie, capisci? Sento il tuo animo urlare abominio, abominio, ma sta pur certo, umanissime pater, nessuno griderà l'abominio, grideranno invece alle conquiste della scienza, della loro scienza, spalancata l'umanità. Tu sei uno che scientemente vuole illudersi e che avrebbe illuso anche me, con la sua prospettiva o ipotesi diversa, di pure metafisica, se non mi fossi messo in salvo. In salvo, dico. Sicuramente tu credi, buone pater, che per essere scuola di distruzione ci sia stato insegnato per prima cosa ad odiare, calpestare tutto da forsennati, esattamente il contrario. Solo quelli che ignorano il perché distruggere, che cosa, possono nutrirsi di un pane grossolano come l'odio, cibo per bassa forza, per non iniziati. Su questi altopiani si respira un'aria limpidissima, rarefatta, per polmoni di dei, e gli dei contemplano serenamente e benignamente i templi e le torri sulla pianura, e altrettanto benignamente e serenamente inceneriscono con i loro fulmini templi e torri. Per creare un nuovo stato bisogna pulire il terreno da tutti i ruderi e cimeli più o meno venerandi, senza lasciarsi incantare dal rovinismo romantico, pura e semplice rimozione di detriti, di ragnatele. Non puoi abitare in una stanza, umanissime pater, piena di ragnatele, le devi spazzare via, pur se una ragnatela è, a suo modo, capolavoro di bellezza, elasticità, funzionalità e così via. Ma perché tu batti i denti e sudi a questo modo, optime pater? Il polso, prego. Mi prese il polso, lo strinse appena. Ti sta scoppiando il cuore, umanissime pater, e non è, credi, nei miei intenti prolungar qui il mio soggiorno per dedicarmi alle dovute esequie del genitore. Del resto, per lei non c'è più nulla da fare. Dorma e sprofondi nel dolce nulla, povero professore. A questo punto mi passò lievissimamente la mano sugli occhi per chiudermi le palpebre, come si fa a chi ha appena aspirato. Gunther. Oh, Gunther. Io non so se fra le loro tecniche ci sia anche quella dell'ipnosi, o se io semplicemente sia crollato per la stanchezza di soffrire. Certo è che sprofondai in una specie di sonno bestiale, con una riconoscenza bestiale per quella mano che invece di strangolarmi mi accarezzava. Mi risvegliarono le bombe verso le 2.
quando attraverso i detriti ingombranti la scala raggiungemmo l'abbaino, trovammo Tico steso a terra, pupille e braccia spalancate, completamente nudo. Giunsero i soccorsi. Ad un primo esame, un rude infermiere, portandolo via, disse: «Pellaccia dura suo figlio, questo non crepa!» Hanno telefonato pochi minuti fa dall'ospedale. Tico sarà rilasciato prima di sera. La camera di Tico era spalancata. Entrai. Sul letto la divisa nera, sull'altro la valigia di cuoio nero. Pareva nero anche l'odore del cuoio, una specie di respiro che riempiva la stanza. E sul piano di quell'unico comodino tra i due letti c'era la pistola d'ordinanza, la sua pistola d'ordinanza, grande, nera, lucida. La presi, la soppesai, me la provai persino contro la tempia. Non so più da quanto tempo ti scrivo. Oh Gunther, avrò il tempo di venire fino a casa tua e lasciare questa mia nella tua cassetta? Non credo proprio. E poi non lascerò più questa stanza. In definitiva, ho trovato sul fondo della valigia, a destra, quello che cercavo. C'era un ritratto, sotto vetro, un disegno a matita, il volto di Nanette, un po' triangolato, riconoscibilissimo il tratto di Tico, anche nella sua scrittura. Proprio sotto al ritratto, in una nota, Nanette, settembre 1938. Capisci? Pochi giorni prima che lei partisse per l'America. Una piccola scatola di semplice cartone, non pesante. L'ho aperta. C'era una testa mummificata. Qui, proprio qui, non lontano dal telefono, sulla scrivania. Ho capito che nella mente malata di mio figlio questa è Nanette, divenuta il suo amuleto e al tempo stesso il mezzo che essi gli hanno fatto usare per troncare, una volta per tutte, con l'amore, con l'umanità, con la vita. Ho imparato ad accarezzarla, questa piccola testa di bambina. Per me, Gunther, una figlia mia. A Nanette, Gunther, ti prego non dir nulla. Sin troppo ho visto con i suoi occhi infantili il ragno che era dentro Tico, sin troppo l'ho affrontato e sofferto. Per concludere, Gunther, io me ne vado, perché voglio pagare per mio figlio e non trovo altro modo per farlo. Anche tra queste mura, come dovunque nel mondo si annida e tesse le sue tele il principe dei ragni, il male. Non c'è più tempo, se non per mettere questa mia testa accanto a quest'altra piccola testa, come sul piatto di una bilancia dove si pesa l'ingiusto e il giusto. Ecco, sento il clacson dell'ambulanza che lo riporta, non c'è più tempo, se non per un ultimo grido. Et clamor meus ad te veniat. E il mio grido giunga sino a te. Addio, Gunther, tuo fratello Kurt. L'albero rantolò ricadendo all'indietro.
Sbigottirono i figli guardandosi fra loro, poi tornarono a fissare quel petto dove la violenza del cuore non poteva essere frenata. Mai avevano visto la morte di un uomo. Il rantolo non si spegneva. Ancora le mani ossute brancolavano in aria. Ed ecco, tornò ad Eva, oscura nel suo angolo, il ricordo splendente di un ramo portato dall'Eden il giorno della cacciata. Sì, Adamo lo aveva divelto durante la fuga. Tra un cupo fragore di ali e fiammeggiare di spade sul loro capo, ricordava lo schianto del ramo, il grido del suo terrore, la corsa ad occhi chiusi sotto il rombo radente delle ali, ma le spade non li avevano feriti e il ramo poté essere piantato nella terra di esilio. Si era innalzato tra le bufere, diventando albero lentamente, il solitario e grande albero dell'altopiano. Ai suoi piedi essi portavano la loro stanchezza ogni sera e guardando quei rami sognavano insieme la rossa divina estate in cui la pianta era nata ed essi stessi erano fioriti senza dolore. Poi a poco, avanzando nella vecchiaia, avevano finito ambedue di sognare sotto i rami dell'albero e quasi dimenticato da dove esso fosse venuto. Eppure ambedue sospiravano ogni volta che gli passavano accanto, sì che l'albero era chiamato il sospiro di Eva e di Adamo e tenuto per sacro. Ora tutto ritornò ad Eva, la rossa estate, il loro lungo sognare, il mormorare dei rami, la sconosciuta speranza di un tempo. Ed ecco disse ai figli: portate vostro padre sotto il grande albero. E i figli le ubbidirono. Quando le moltitudini videro l'antico corpo di Adamo distendersi sopra la terra, ruppero d'ogni parte gemiti ed alti singhiozzi, ma il pianto di Eva era silenzioso sotto il grande albero e nessuno poteva capirlo. Ella guardava ai suoi piedi la rovina di una lontana bellezza orgogliosa, piangeva la morte sua e dei suoi figli. Nessuno oltre lei sapeva di piangere la propria morte. Nessuno oltre lei sapeva di piangere la propria morte. E come il pianto di Eva era silenziosa la morte di Adamo, con occhi ormai velati, fissava quel volto di vecchia pendente su di lui, i visi delle moltitudini, pallidi, senza nome, che gli ondeggiavano avanti, ed aveva paura. Egli non voleva cadere, si divincolava con la bocca schiumante, ma il cuore correva più veloce verso la morte. E a un tratto cadde. Tutto intorno si fece silenzio. Nessuno era con lui nel profondo, né Dio, né uomo, né un ricordo, né una speranza, solo il freddo e il buio. Apriva gli occhi già ciechi e in mezzo alle tenebre ecco gli apparvero i rami dell'albero caldi di sole. Allora qualcosa si agitò in lui, come un impulso a salire e posarsi sui rami. Giù, nel profondo, il freddo irrigidiva le membra
ancora vive le mani, cercavano la terra, volevano forse portarla sul corpo per ricoprirlo. Vengono i giorni che il cuore è una terra bruciata, polvere e fumo, nuvole basse di piombo. Voi, divenuti nomi di piazze e di strade, Corso Gastaldi, Largo Cesare Crosa, Via Buranello, giardini pubblici C. Talassano. Aldo Gastaldi. Ripeterò con Leopardi: muor giovane colui che al cielo è caro. Per lui è stato meglio così, morì giovanissimo. Però un esempio, una figura meravigliosa, virginale, e lo era nel vero senso della parola. Questa figura l'avevo venerata da sempre, l'avevo anche intravisto su sotto la forcella. Un giorno l'ho riconosciuto senza averlo mai conosciuto. Sono quelle cose che succedono, non si sa come, non si sa perché. Abbiamo sentito, mia sorella e io, il rumore di una motocicletta che si avvicinava al paese e io ho detto: andiamo a vedere chi è. E siamo salite su al primo piano, ci siamo affacciate alla finestra. Ecco che dallo stradone vediamo spuntare questa motocicletta. C'erano due partigiani, uno davanti che guidava e un altro dietro. E tutti e due hanno alzato gli occhi a vedere questa finestra che s'apriva. E io, vedendo non quello che guidava, ma gli occhi di quello davanti, ho detto: quello lì è Bisagno. E mia sorella fa: come fai a dirlo? Quella faccia non può essere altro che la sua. Poi, per toglierci questo dubbio, siamo andate alla Squazza, dove c'era un piccolo presidio partigiano. Ho detto così a un partigiano a bruciapelo: oggi è passato Bisagno. Dice: sì. Come fai a saperlo? Perché era una cosa segreta. Dico: lo so perché lo conosco. Era seduto dietro. Sì, era seduto dietro. E io ho visto gli occhi suoi, tanto luminosi, che ho detto: sono occhi celesti. E poi non erano occhi celesti. Infatti poi ho scritto: i tuoi occhi chiari. Ho bisogno, i tuoi occhi chiari ci guardano ancora. Erano di una luminosità, di una limpidezza, di una trasparenza di diamante. E io ho visto questi occhi, li vedrò sempre. Spero di vederli ancora. Per me è sempre presente. Lui è nella nostra coscienza, fa tutt'uno con la nostra coscienza. Di Bisagno colpiva la dolcezza. I santi sono così. Infatti mia sorella mi ha detto: io la sera
Prego Pisagno, mi raccomando a lui. È bello questo. I santi sono così. Sempre pietosi per l'uomo, lasciano sempre la speranza. Tira a campà, diciamo noi. Tiriamo a campà. I santi, no. Gli eroi, no. Oh Pisagno, i tuoi occhi chiari ci guardano ancora. Ancora ci sta davanti, invalicabile, il tuo vasto petto. Ogni qualvolta ci chiami cosa che non sia libertà, né diritto, né umano sentire dell'uomo. Come venuto da un mondo migliore, a combattere per il nostro mondo. Voi, divenuti nomi di piazze e di strade, Corso Gastaldi, Largo Cesare Crosa, via Buranello, giardini pubblici, città Lassani. Ma il tempo è una casa di innumerevoli stanze, sorvegliate e severe, dove tutto è per sempre. Chi ne possiede le chiavi può ritrovare ogni cosa, gesti e parole di un giorno qualunque. I vostri giorni di prima, il vostro andare e venire in queste piazze e strade, divenute ora voi, per ricordare la scelta che voi avete fatta a quelli che vengono e vanno, con gesti e parole qualunque, dove sta chiusa la scelta che anch'essi hanno fatta in queste stanze severe, che non consentono fuga, ma tutto è per sempre. I vostri giorni di prima, Cesare Crosa, il suo passo di vento e la musica dentro, Vivaldi, le 4 stagioni, l'elettrico inverno, quegli aghi di ghiaccio e di gioia, Buranello che parla a un compagno battendo il giornale sul dorso a un leone del grande scalone di marmo dell'Ateneo genovese, Aldo Gastaldi, la fronte tranquilla, più su della folla, quegli occhi di spada, Talassani biondino, di mento appuntito, sempre piegato dal riso sul banco di scuola, fu allegro davanti alla morte e tenne allegri i compagni. Di tutti il più fortunato, biondino di lungo viso, tu, divenuto un giardino di foglie, aria, bambini gridanti che rinverdiscono il cuore quando è terra